La città è una città grande, con tante dinamiche interne, piene di cose belle e di cose meno belle. Una procura ha un ruolo tutto sommato modesto in questo, sono le forze interne della città che devono sapere, come posso dire, dare a Catania quello che merita, è quello che dicevo qualche giorno fa, insomma, forse una classe dirigente, soprattutto imprenditoriale, meno attenta al profitto immediato e un po' più riguardosa degli interessi della città. Ci sono enormi potenzialità della città, anche vedete la semplice possibilità di intervenire su quegli aspetti che ancora dopo tanti anni sono insoluti, dal lungomare al Corso dei Martiri, al recupero del centro storico, sono anche straordinarie opportunità di lavoro e di profitto, anche il profitto è lecito in sé. Se questo però se si comprende finalmente che nell'interesse della città e di se stessi, magari evitare di cercare di costruire quel 10% in più rispetto a quello che è illecito, è qualcosa che può lasciare un segno positivo. Vorrei una classe dirigente, ripeto, soprattutto imprenditoriale, che volesse bene alla sua città e a se stesso, che lasciasse quindi un segno in questa città, che potrebbe essere ancora più bella di quello che è.